È l'ultima sfida lanciata dal presidente della regione Rosario Crocetta, quella di scovare i precari con redditi ISEE ben al di sopra della soglia consentita per accedere al sussidio. Il caso più eclatante è quello del precario con tanto di sussidio da 832 euro al mese pagato dalla regione siciliana, ma milionario con un reddito ISEE, il sistema che certifica l'accesso alle agevolazioni sociali, di 150.000 euro, 4 familiari a carico e un patrimonio da 1.200.000 euro. A scoprire l'incredibile caso è stato proprio il governo di Crocetta, che da tempo spulcia la posizione dei 2.800 ex PIP, svantaggiati ed ex detenuti che fanno parte del progetto Emergenza Palermo, precari impegnati in servizi di pulizia, portierato e facchinaggio nelle scuole e negli ospedali. Ma non è un caso isolato quello del Super PIP. Il Dipartimento del Lavoro della Regione, che sta effettuando i controlli, avrebbe trovato diverse situazioni, almeno 80, con redditi anche fino a 300.000 euro, 15 volte al di sopra della soglia consentita per l'accesso al sussidio, stabilita in 20.000 euro da una norma approvata dalla legge di stabilità di quest'anno, voluta dai 5 Stelle. La Regione procede all'immediata espulsione del precario milionario, altre espulsioni saranno formalizzate nei prossimi giorni. L'anno scorso erano stati 87 gli ex PIP licenziati per diverse irregolarità. Crocetta aveva scoperto che alcuni di questi beneficiavano del sussidio nonostante si trovassero in carcere anche per reati di mafia. Una vicenda, dice lo stesso governatore, che ha dell'incredibile. Mi chiedo come sia stato possibile creare falsi precari dando loro un sussidio e togliendo risorse alla gente bisognosa. 4 anni fa l'ex governo lombardo aveva assunto 2.800 PIP con regolare contratto per una spesa lievitata a oltre 36 milioni all'anno. Fu proprio Crocetta un anno fa a revocare i contratti, ripristinando il sussidio e resistendo alle pressioni della piazza, sostenuta persino da qualche deputato regionale. Contro sprechi e mala burocrazia, dunque, Crocetta pensa di affidare la revisione dei conti della regione a una società specializzata, da individuare attraverso un bando di gara internazionale. Proposta questa avanzata dal presidente di Confindustria Sicilia Montante, che ha messo in guardia il governo anche dal rischio default. Per fortuna questo rischio non c'è, perché abbiamo invertito la rotta, ha detto Crocetta, forte del giudizio delle agenzie di rating. E ritenendo impossibile arruolare un Cottarelli in Sicilia per la spending review, perché costerebbe troppo, annuncia un taglio agli sprechi da 1 miliardo di euro, da fare nel giro di un anno e mezzo.